modicani. Good morning. Today we prepare Modican pastieri. The ingredients: minced meat made of veal, lamb and the pork, parsley, salt, black pepper, garlic, ragusino cheese, meat broth, eggs. Let's mix everything in this box. This meat has been previously boiled and minced without the salt. Let's add some parsley, salt, black pepper, garlic, cheese, meat broth, and the eggs. Let's try to make homogeneous the dough in order to amalgamate well all the ingredients. We have prepared some pasta discs, having a thickness of 3 mm each one. Let's predispose in this way the dough, as if we formed a glass where we will put on it some eggs. The dish is ready to be put into the oven. We have completed our pastieri and put into the tray. Let's add over them some crude egg. Our Modican pastieri are ready to be put into the oven. The cooking must cure for about 45 minutes at 220 degrees. We have prepared our Modican pastieri made of minced meat of lamb, pork and veal. We have put into the oven and after 45 minutes let's check the cooking. Our pastieri are ready to be served. Abbiamo predisposto dei dischetti di pasta dallo spessore di un 3 mm l'uno e disponiamo un po' dell'impasto e chiudiamo tipo un tulipano o un voulevant francese. Formare un bicchiere dove metteremo poi un po' di uovo sopra. È pronto per essere infornato. Abbiamo completato i nostri pastieri nel nostro vassoio. Aggiungiamo, riempiendo questo tipo di bicchieri, di uovo crudo. I nostri pastieri modicani sono pronti per essere infornati. Forno a 220 per circa 3/4 d'ora. Abbiamo preparato i nostri pastieri di carne mista di vitello, maiale e agnello, li abbiamo messi in forno, sono trascorsi circa 45 minuti, controlliamo se la cottura è ultimata. I nostri pastieri sono pronti per essere serviti. Buon appetito!